sulla scogliera bianca di mare, con la sua strada che conduceva al mito. La nave greca accostò, pose il ferro di conchiglie nel mare che pensa e si formò il corteo. Le vesti bianche portavano doni i colori, sete, gioielli, ossidiani. La tenda di veli accolse quegli uomini e Odisseus, il capo, parlò. «Oh Apollo, dimmi, chi è sta vita mia? Pisci un piglio e sogno sempre sviglio. Oracolo grandissimo, rispondi, non ti sediare, degnati, parla, che hai a fare per campare? I miei compagni, più disperati mia, soldati fuori, e ora pescatori, non sanno leggere, non sanno parlare, son pescano, che fanno per campare?» Dopo qualche preghiera, l'oracolo tuonò. «Tornate alla dolce terra dove nati siete, guardate la natura e troverete Prassitare, il Chitino, Callicrate, Fidia, Euclide, e Policleto, e Socrate, e Omero, Demostene, Talete, Euripide, Pitagora, ed altri ancora, nascosti tra le messi, nei boschi e le montagne, o in isole deserte. Guardate la natura e parlerete con loro, e con rispetto dopo pescherete pesci filosi, scultori pesci, scienziati e architetti, e scrittori, e aerei, e musici, e poeti, che lieti saranno d'essere presi nelle reti dell'uomo che sa